Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un altro aggiornamento urgente ed elettrizzante sul mercato del Napoli, che potrebbe essere sul punto di prendere una piega inaspettata. Come sempre, vi portiamo le informazioni più fresche direttamente dalle principali fonti europee, con tutto ciò che dovete sapere per capire il retroscena di questo mercato che sta semplicemente andando a fuoco. Quindi lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino. Perché la telenovela che coinvolge Yunus Musah e il Napoli ha guadagnato un nuovo capitolo. E non è dei più ottimistici. Secondo le informazioni di Sky Sport, le trattative tra Napoli e Milan per Yunus Musah sono ufficialmente in stallo. Sì, dopo diversi giorni in cui tutto sembrava molto vicino a una conclusione positiva, l'affare si è semplicemente bloccato. Il Napoli ha chiarito che non supererà i 25 milioni di euro, bonus inclusi. Il Milan, dal canto suo, ha aumentato la richiesta a circa 30 milioni, cifra considerata fuori discussione dalla dirigenza napoletana. Il dettaglio è che, nonostante questa impasse tra i club, il giocatore ha già un accordo verbale con il Napoli e la sua volontà è chiara: indossare la maglia azzurra nella prossima stagione, soprattutto per le sfide della Serie A e della Champions League. Musah avrebbe già rifiutato le offerte di club come il Manchester United e il West Ham, rendendo evidente che vuole lavorare sotto la guida di Antonio Conte, che vede in lui un elemento chiave per il suo centrocampo. Il fine settimana sarà decisivo. È quel famoso momento di riflessione da entrambe le parti. Il Milan deve decidere se accettare i termini del Napoli o rischiare di perdere il giocatore per altri mercati. Nel frattempo, il Napoli mantiene la sua posizione ferma, chiude, ma solo alle proprie condizioni. E se l'affare non andrà in porto, la dirigenza ha già altri nomi nel mirino. Dopotutto, il mercato non aspetta. Ciò che trapela dai retroscena è molto chiaro: il Napoli non vuole essere ostaggio di aste. La dirigenza ritiene che 25 milioni siano un valore equo, considerando il rendimento del giocatore, il suo potenziale e la situazione del Milan stesso, che ha inserito Musah nella lista dei trasferibili. Il Napoli continua a concentrarsi sulla costruzione di una rosa competitiva, ma senza rinunciare alla responsabilità finanziaria, un tratto distintivo del lavoro di Aurelio De Laurentiis. E ora voglio sapere da te, tifoso del Napoli: pensi che il Napoli abbia ragione a non cedere alle richieste del Milan? Musah vale 30 milioni o la dirigenza ha ragione a non cedere? Commenta qui sotto, dici da quale città ci stai guardando e, naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo, lascia un super grazie qui sul canale. Questo rafforza molto il nostro lavoro e ci aiuta a continuare a portarti le notizie più calde direttamente dal dietro le quinte del Napoli. Alla prossima!